La difesa di Melin Castro Monsalvo, accusata con la suocera Lorena dell'omicidio volontario di Alessandro Venier, chiede al Tribunale del riesame la revoca della custodia cautelare in carcere per consentire alla donna di essere seguita da una struttura adeguata alle sue attuali condizioni psichiatriche. L'appello depositato a metà febbraio verrà discusso domani a Trieste. Melin ha trascorso la custodia cautelare fino a quasi tutto il mese di gennaio nell'istituto per la detenzione protetta riservato alle mamme con figli di età inferiore ad un anno. Il beneficio per legge cessa al compimento del primo anno che per la figlia di Melin Alessandro Venier è avvenuto il 31 gennaio. Il GIP del Tribunale di Udine ha quindi disposto il provvedimento di trasferimento in carcere, dove però Melin di fatto non è mai stata, avendo sofferto di una grave crisi psicotica in un contesto già precario dal punto di vista psicologico, che ha richiesto il ricovero il 2 febbraio nell'ospedale psichiatrico di Venezia. In previsione di un possibile ritorno in carcere, chiuso il percorso ospedaliero, gli avvocati Federica Tosella e Francesco De Carlo hanno impugnato la decisione del GIP, chiedendo la scarcerazione e l'affidamento ai servizi territoriali competenti alla gestione della sua condizione psichica. In alternativa si chiede di sostituire la custodia in carcere con il collocamento presso una struttura compatibile con il quadro psichiatrico oppure in ambiente terapeutico protetto con rivalutazione periodica delle condizioni. Sul fronte delle indagini la novità è la perizia psichiatrica disposta dal pubblico ministero sia per Melin che per Lorena. Il PM Giorgio Minillo ha affidato al dottor Francesco Piani la valutazione sulla capacità di stare in giudizio e in generale di intendere e di volere delle due donne. L'esito della perizia servirà a dare indicazioni sulla imputabilità o meno delle due accusate di omicidio volontario aggravato e occultamento e vilipendio di cadavere per averlo fatto a pezzi e nascosto in un bidone della spazzatura.